io viene qua, non stiamo ancora noi, anni ci abbasta poco per ci innamorare. Mi fai impazzire quando mi dici così, tutto è sbagliato che femmina sei. Facciamo amore, già stiamo in coppa a luna, se va sono sti cori, che voglio di volessi in ossessione. Facciamo amore, siamo soltanto noi, ma manca c'è respiro, si mi spoglia così. Amore balla, non ti fermare più, sopra il mio cuore danza, non ce la siamo più. Sto serena pazza, non la pressione su, in estasi d'amore mi manchi sempre più. Io non ce la faccio più, io non ce la faccio più. Da stridi per mano più forte, si sto buttando e sono me ne importa. Voglio amore per tutta nottata, siamo più forte pazze innamorate. Come non voglio di la vita mia, questo è pronta a fare mille pazzia. E t'accatassi in un mondo une stelle, ma solo tu resti sempre più bello. Facciamo amore, già stiamo in coppa a luna, se passano ste cose che voglio di volere, si in ossessione. Ancora siamo soltanto noi, ma manca c'è respiro, si mi spoglia così. Amore balla, non ti fermare più, sopra il mio cuore danza, non ce lo siamo più. Stasera balla, ho la pressione su, in estasi d'amore mi mandi sempre più. Io non ce la faccio più, io non ce la faccio più. Facciamo amore, già stiamo in coppa a luna, se va sono sti cori, che voglio di volessi in ossessione. Facciamo amore, siamo soltanto noi, ma manca c'è respiro, si mi spoglia così. Amore balla, non ti fermare più, sopra il mio cuore danza, non ce la siamo più. Io non ce la faccio più, io non ce la faccio più. Buongiorno a tutti, oggi cos'è? Mercoledì? Sì, buon mercoledì 28 ottobre a tutti, buongiorno, volevo salutare Daniela Abbondandolo. Ciao Daniela, io sto bene, voi come state amici? Ciao Giovanna Romano, ciao, buongiorno a tutti. Come state? Cosa state facendo? Cosa state facendo questa mattina? Scusate il ritardo, ma stamattina non mi è suonata la sveglia. Mi è arrivato appena un messaggio dalla nostra Lori da Trapani. Saluto a tutta la mia famiglia e una buona giornata a tutto lo staff. Ciao Lori, ciao, buongiorno. E allora ragazzi, io vi lascio, non si può dire perché Simone poi mi rimprovera. Comunque tra pochissimo verrà anche Simone qui, io stamattina il gallo non mi è suonato e quindi ho ritardato un po'. Io vi lascio con una canzone del maestro, della leggenda, che mandiamo a salutare, gli mandiamo un grosso abbraccio. Ciao Gianni, Lemita di Gianni Celeste. A tra pochissimo.
tu devi affaticare. Come ricordo che la vedo. È stato tutto un sogno, carrapogliato sta vede, e mi ritrovo un artista che non ti più a faticare. Guardami negli occhi, devo confidarti tante cose. L'altra sera al bar c'era anche lei, sempre più seducente. Tu non ti accorgevi, la tua amica mi guardava fisso dentro quei suoi occhi. C'era un tormento acceso. Lasciami parlare, lasciami spiegare tutto e basta. Rosso come il fuoco, la passione che bruciava dentro. Tutto è cominciato come un gioco spinto all'improvviso. Io mi sono trovato insieme a lei nel letto. Lei mi dà tutte le cose che non sai darmi tu. Lei mi dà mille emozioni e quella libertà. Facendo amore senza già l'immensa voglia di ricominciare. Cresce in me quella speranza di riprendermi la vita che ho lasciato per te. E continuo a dirti che tra noi è già finito tutto. Voglio star con lei, ho già capito quello che mi manca. Non sei più la stessa, quella donna di cui ero attratto. Guardo quei suoi occhi, c'è tutto il mondo. Lei mi dà tutte le cose che non sai darmi tu. Lei mi dà mille emozioni e quella libertà. Facendo amore senza già l'immensa voglia di ricominciare. Cresce in me quella speranza di riprendermi la vita che ho lasciato. Senza mai pensare che mi stanno oscurando, senza più capire che ero ormai prigioniero di te. Lei mi dà tutte le cose che non sai darmi tu. Senza già lei mi dà. Lei mi dà. Sembra forte per ora in ogni soluzione. Tutto questo lei mi darà. E continuo a dirti che tra noi è già finito tutto. Voglio star con lei, ho già capito quello che mi manca.
Allora amici, bentornati. Stamattina abbiamo un colpo di scena. Allora, una delle nostre aspettatori ci scrive di fare un piccolo sondaggino come abbiamo fatto ieri pomeriggio con Simone, e oggi pomeriggio ne faremo un altro diverso, giustamente. E ci chiede di fare un sondaggino sulle canzoni che comunque sia vi piacciono, sulle vostre canzoni preferite. Quindi ragazzi, scrivetemi qua sotto i nostri commenti sulla nostra pagina YouTube, oppure su WhatsApp al 379 2082 474 qual è la vostra canzone preferita. E io, come sapete, ho delle fra virgolette dei parametri da rispettare. Se posso vi accontento subitissimo. Quindi ragazzi, scrivete la vostra canzone preferita, e così facciamo questo piccolo sondaggino che la nostra amica Daniela ci scrive. Quindi Daniela, scrivici tu per prima qual è la tua canzone preferita. Adesso io volevo farvi ascoltare il mio amico Nico Calone, che mando a salutare, con Emozione rinda all'anima. Quindi ragazzi, io vi lascio con il mio amico Nico Calone e ci vediamo tra poco. Ciao belli. Oggi ho trovato forza per diggere da questa canzone voglio fare. Mo sento un'emozione dall'anima, con tutto cuore voglio ringraziare, che la voglio negare 10 anni fa. Ancora mi ricette ma scusa, sei tu con me più forte l'emozione, e tutti i giorni vivo sulle te. Sia cosa più importante tu, sia vita mia, sei tu che lo regala camarata di. Non posso immaginare sta vita senza te, innamorata solo di te. Ti cerco scuse, non ti voglio far soffrire, sta sofferenza non la scegliuta io. Come fa male, tengo voglia di abbracciare, ma non lo posso fare. Mi piace quando dopo una carezza mi fa capire tutto sopra te. Mi arra fastidio quando certi volte tu scendi tuo quartiere senza. Se ti perdessi non gambassi più, come servesse la vita senza te. Non ci fosse motivo più per vivere, o può capire che sono geloso di te. Sia cosa più importante tu, sia vita mia, sei tu che lo regala camarata di. Non posso immaginare sta vita senza te, innamorata solo di te. Ti cerco scuse, non ti voglio far soffrire, sta sofferenza non la scegliuta io. Come fa male, tengo voglia di abbracciare, ma non lo posso fare. Ti amo vita mia, sei tutto per me.
Non fate monelli, io ancora sto aspettando il vostro sondaggino. Non fate monelli, quindi scrivetemi la vostra canzone preferita qui, perché la nostra amica Daniela ha lanciato proprio questo giochino stamattina. Chiamiamolo giochino. Vi ricordo che oggi pomeriggio dalle 16 alle 18:30 ci sarà qui con me Simone. E quindi vi do appuntamento oggi pomeriggio per stare un po' insieme, magari divertirci come tutti i pomeriggi. Scrivete quello che pensate della nostra radio. Voglio anche fare questo sondaggino: cosa ne pensate della nostra radio? A gennaio ci saranno tante novità, quindi l'anno nuovo ci saranno tante novità. Speriamo che sia un anno più tranquillo per tutti, perché il 2020 è da buttare nel cestino della spazzatura. E quindi ragazzi, scrivete cosa ne pensate della nostra radio. Io magari vi chiedo scusa per le volte che magari faccio qualche gaff, qualcosa, però esattamente è quello che mi piace fare, no? Quindi sbagliando, si dice, nella vita si impara. Quindi io vi chiedo umilmente perdono per quello che per quello che magari sbaglio, però non lo faccio apposta, ma lo faccio perché sono una persona che mi piace crescere giorno per giorno, e quindi vi chiedo scusa, però non lo faccio apposta. Allora, aspetta un attimo, mi è arrivato un messaggino. Ah, ok, Lori da Trapani ci dice oggi è il mio compleanno, credo, perché non capisco bene il messaggio. Sì, ragazzi, come dice Lori, mi ha scritto io Scorpione, oggi è il mio 30° compleanno. E quindi ora tra un po' farò l'oroscopo come l'ho fatto ieri, perché vedo che comunque sia è richiesto, e quindi adesso io volevo lasciare con una canzone di Kate Mauro, come un déjà vu. Quindi ci vediamo tra poco, Mentre guardo i tuoi occhi mi dicono tanto di noi e di quanto sei. Ancora, voglio ancora che mi stringi forte e mi guardi così. Dimmi quanto mi vuoi, è come un déjà vu, come se fossi stata già qui. È come un déjà vu, se mi sfiori le labbra così. La stessa luna che ci guarda, lo stesso mare che ci bagna, il tuo sorriso non mi stanca. Sei tu l'uomo giusto per me, è come un déjà vu. Ma dimmi che non esiste l'estate se non stiamo insieme io e te, solo io e te. Ma poi anche se non mi sfiori le mani ho bisogno lo stesso di te. Già per sempre ti vorrei, è come un déjà vu, come se fossi stata già qui. È come un déjà vu, se mi sfiori le labbra così. La stessa luna che ci guarda, lo stesso mare che ci bagna, il tuo sorriso non mi stanca. Sei tu l'uomo giusto per me, è come un déjà vu. È come un déjà vu, come se fossi stata già qui. È come un déjà vu, se mi sfiori le labbra così. La stessa luna che ci guarda,
giusto buonasera. Come la facciamo? Ok. Indirizzo? Va benissimo, 10 minuti gliela mando. Grazie, buonasera. Giuseppe, c'è una consegna in via Polveriera. Ok signora, ci vado subito. Non so come spiegarti che quando ti vedo non ragiono più. Mi manca il respiro quando tu mi guardi, io non vivo più. Già da tempo volevo spiegarti tutto quel che provo per te. Non tengo coraggio se poi non ti piaccio, moresse per te. Da quando ti ho incontrata penso sempre a te. Facessi cose per cazzo per dare con me. Fermati qui un istante, stai a parlare a me e dimmi di te. Si femmino vero son che innamorato pazzamente te. Da quando ti ho incontrata io moro per te. Fammi le storie che fammi sta con te per tutta la vita. Dammi le tue mani, non ti mettere paura. Non so chi lo che vuoi soltanto per una sera. 100 volte ancora solo a te scegliessi. Ancora nate 100 volte te mi innamorassi. Credi nell'amore e non ti paro vero. Che con te so pronta a una storia sincera. Non ho vero che sto cuore trema già. E aspetta ancora che tu ti decidi e mi va sa. Da quando ti ho incontrata penso sempre a te. Facessi cose per cazzo per dare con me. Fermati qui un istante, stai a parlare a me e dimmi di te. Si femmino vero son che innamorato pazzamente te. Da quando ti ho incontrata io moro per te. Fammi la storia che fammi sta con te per tutta la vita. Quando ti ho incontrata penso sempre a te. Facessi cose per cazzo per dare con me. Fermati qui un istante, stai a parlare a me e dimmi di te. Si femmino vero son che innamorato pazzamente te. Da quando ti ho incontrata io moro per te. Fammi la storia che fammi sta con te per tutta la vita. Fammi la storia che fammi sta con te per tutta la vita. Bentornati qui insieme a me nella diretta, bentornati a tutti. Cristian, ci potete mettere adesso per fare la canzone di Gianni Celeste, senza te non posso sta. In questo momento non la posso mettere, vi posso accontentare tra qualche giorno, perché come spiegavo e spiega anche il mio amico Simone, abbiamo dei parametri di sala discografica da rispettare, quindi non tutto posso passare, ma per ora da gennaio in poi non abbiamo più questi vincoli, perché comunque sia come vi dicevo ci saranno tante novità, che non sto a dirvi, no perché non voglio dirvi, ma nella mia vita sono molto scaramantico, quindi preferisco farvi una sorpresa a tutti quanti, anzi vi faremo una sorpresa a tutti quanti, ma sono sicuro che accetterete la sorpresa. Allora, io vorrei iniziare oggi con l'oroscopo, e quindi ragazzi, come ieri vorrei iniziare con l'oroscopo, e iniziamo proprio dal segno zodiacale dell'Ariete,
Cristian, mi dispiace, spero che ti potrò accontentare nei prossimi giorni. Allora, l'Ariete oggi ci dice di... oggi leggiamo l'oroscopo dell'Ariete di mercoledì 28 ottobre 2020. Allora, per il segno dell'Ariete oggi sarà un mercoledì molto impegnativo, non tanto sotto il profilo professionale, ma emotivo. La luna nel vostro segno se la vede con la coppia Mercurio e con Venere, da oggi all'opposizione, mentre Plutone e Saturno in quadratura creano complicazioni in effetto prolungato. Lavoro e denaro. Il lavoro e denaro per voi sarà abbastanza positivo per i segni dell'Ariete di oggi. Ora ragazzi, io volevo rispondere Cristian Aiuteri, ti ricordo che ho messo 20 like tra me e i miei amici a voi. Cristian, io ti ringrazio, ma purtroppo a me mi dispiace magari alle volte non poterti accontentare, però purtroppo è per non un fatto personale che io non voglio accontentarti, ma poi dei problemi tecnici che possono nascere in futuro, perché comunque sia poi magari non potrò fare più le dirette, non potrò più tenervi compagnia. Io ti ringrazio, ti ripeto, per quelle ventina di like che mi hai fatto mettere, però purtroppo a me dispiace. Io vedo in giornata oppure tra qualche minuto di poterti accontentare il tempo che mi informo, e se posso ti accontento con tutto il cuore. Non la prendere come un fatto personale, ma è un fatto purtroppo lavorativo, quindi io non voglio magari scendere nei mini particolari, perché comunque sia è questo. No, entra. In pratica ho qua il mio amico Spazza Nino Marchi, e gli stavo spiegando a Christian che purtroppo non possiamo passare tutti Buongiorno. i brani, perché Christian voleva passare una canzone di Gianni Celeste, Sì, che se tu leggi qual è, senza te non posso stare. ok. Ora, secondo te potremmo passarla quella o no? Allora ragazzi, dovete sapere che da quando esiste l'era del digitale, i brani sono tutelati sia dalle etichette che dai digital store che dalle edizioni musicali. Quindi siccome qui non stiamo facendo la radio in FM, quindi sulla frequenza in radio, siccome è una trasmissione che avviene tramite internet, quindi praticamente se noi passiamo dei brani che magari sono tutelati, ci viene oscurata la diretta. Dovete ci viene sapere anche quello. bloccata. Non è che noi non vogliamo passarli. Sì, infatti Christian dice che tipo di problemi tecnici voi Voi siete siete messi lì per accontentare i fan, non per non farli allontanare dalla stazione. Esatto, e questo Cristiana te lo sto spiegando. Infatti la radio nasce come Radio Blue Music, anche se noi a saltare ogni tanto mettiamo anche quelli che sono i brani non nostri. Però per un fattore proprio di digitale, purtroppo succede questo, che poi, voglio dire, ci bloccano la diretta perché stiamo trasmettendo un brano che è tutelato da o un'altra etichetta o da un altro digital store che ne cura i diritti. Se eravamo in FM potevamo passare anche la tarantella. Gli ho detto che comunque al presto, come diciamo ieri da Simone. Allora ok, una cosa voglio dire, ma l'inno della Juve non lo metti? Guarda, che se tu sei juventino ognuno ti fa la squadra che vuole, ma guarda, a me non piace il calcio, non seguo il calcio. Se mai dovessi ti fare una squadra, ti farei il mio Catania, anche se non si sa più in quale serie è. Sì. Ecco, ma se parlassimo di Formula 1, e allora sì, io mi metterei in prima linea. Ci vediamo la corsa di Formula Ci vediamo 1. la corsa, qualche giorno trasmettiamo la corsa della Che Formula bella 1. cosa. Va bene ragazzi, quindi vi saluto e vi ho spiegato questo. Quindi Christian, non prendertela a male, ma alcuni brani non possiamo metterli. Dai. Grazie al mio amico che spazza Nino Marchi. Allora, ragazzi, tra poco continueremo con l'oroscopo. Io vi lascio con una canzone di Nino Marchi. Un attimo, e ci vediamo tra poco,
dammi un attimo un istante ancora, un attimo e poi fornisce qua. Solo tempo di guardare dall'occhio, è giusto che ti dica la verità. Mentre ti accarezzi stai piangendo, senti che sti mani sono più fredde. Scusa se non sono stato sincero, scusa se ti lascio senza me. Ti sto perdendo stasera, ti sto perdendo perché meriti il mondo e non un uomo che ti fa soffrire. E sotto le stelle stasera sono vigliacchi che stanno innanzi a te. Odiami perché mi ami e soltanto adesso ho capito quanto ero importante per te. Mo che t'ho detto tutte cose, ti prego vattene, lasciami solo qua. Mo fammi provare questo dolore e quello che mi resta per morire. Lasciami soltanto una carezza, quello che non t'ho fatto mai. O si fa piegare in cuore a noi, è fornuto film e tutte e due. Ti sto perdendo stasera, ti sto perdendo perché meriti il mondo e non un uomo che ti fa soffrire. E sotto le stelle stasera sono vigliacchi che stanno innanzi a te. Odiami perché mi ami e soltanto adesso ho capito quanto ero importante per te. E sotto le stelle stasera sono vigliacchi che stanno innanzi a te. Odiami perché ti amo e soltanto adesso ho capito quanto eri importante per me. Rieccoci ritornati, buongiorno, ciao Francesca, buongiorno Franci, il mio amico, vabbè che te l'ho chiesto prima, quindi ancora starà dormendo. Volevo rispondere a Christian. Christian, come ha detto prima Nino, noi produciamo, passiamo principalmente tutti i nostri artisti Blue Music, quindi passiamo tutti i nostri artisti che incidono, cantano, registrano qua, fanno la qualsiasi cosa qua, e in più a saltellare, scusate ho dimenticato la canzone qui accanto a me, sono uno spazza, a saltellare stavo dicendo, mettiamo anche qualche canzone di magari qualche artista più nazionale come Anthony, come Nancy, come Emiliana Cantone, come Angelo Famao lo passiamo, e tanti altri ancora. Allora adesso io volevo leggere l'Ariete, già lo abbiamo letto. Volevo leggere il toro, perché stiamo facendo, come sapete, tutte le mattine ormai facciamo l'oroscopo, e quindi volevo leggere l'oroscopo dei nostri amici che sono del segno zodiacale toro.
Allora. Il lavoro per il Toro. Il Sole e il Mercurio in aspetto contrario vi rendono svogliati e forse apatici in queste giornate lavorative. È più opportuno adesso riflettere meglio e rimandare, se possibile, le decisioni importanti. Chi fa un lavoro con la comunicazione, la pubblicità, la vendita avverte oggi un po' di fatica in più. Ragazzi, mi raccomando, svegliatevi, ragazzi del Toro. Non c'è che potete andare svogliati al lavoro, cioè non ci potete andare svogliati al lavoro. Invece, per quanto riguarda sempre il Toro, in amore, dice che Nettuno in angolo magicamente positivo, promette serate al calore del nido e in armonia con l'anima gemella, specie se nascete nella Taurina secondo decade. Che single può approfittare di un innalzamento strepitoso del proprio fascino personale e della sua sensualità. Sappia cogliere al volo l'avventura che senz'altro arriveranno e non lo deluderanno senz'altro. E quindi, ragazzi, mi raccomando, in amore il Toro è in questo momento è più fortunato che nel lavoro, perché nel lavoro vi seccate ultimamente, vi seccate nel lavoro, e quindi, ragazzi, mi raccomando, nel lavoro siate più perspicaci, no? Cioè, liberatevi da questa vostra lentezza, da questa vostra noia, e magari iniziate a lavorare con più felicità, dato che lavorate anche, soprattutto se lavorate al contatto col pubblico, è ancora più bello. Allora, adesso leggiamo il segno zodiacale dei Gemelli. Per quanto riguarda il lavoro, dice che se siete nati nella prima decade è bene non forzare nulla in campo lavorativo. Occorre valutare meglio i cambiamenti in corso senza imporre nulla. E quindi, ragazzi, in questo momento il bilancio del lavoro dei Gemelli è positivo, quindi se voi magari occorre valutare qualcosa di meglio lavorativamente parlando, fatelo, non vi arrendete, cioè, perché comunque sia il lavoro purtroppo in Italia è tipo che non ce n'è sul però noi approfittatene se volete costruire qualcosa, se vi piace fare qualcosa, fatelo sul mondo lavorativo. Allora, per quanto riguarda sempre i Gemelli in amore, dice che vi calate in un ruolo che conquista Marte in ottimo aspetto. A maggior ragione se festeggiate il vostro compleanno tra il 5 e il 12 giugno. I single, per quanto riguarda le persone single, ottengono dal loro fascino sempre un'irresistibile conquista di una persona che magari è nata a maggio. E comunque le persone nate a maggio, quindi vi piace il segno Gemelli perché ha molto energia dentro, quindi gli piace una persona energica, scherzosa, che le faccia ridere, no? Quindi che la faccia sorridere. E quindi, ragazzi, mi raccomando, segno dei Gemelli, fate ridere le persone che magari sono nate a maggio, e troverete la vostra anima gemella. Adesso io vi lascio e ci vediamo tra pochissimo per continuare l'oroscopo di oggi, il frate Gent do Sud, e ci vediamo tra poco. Do Sud, andiamo insieme, ma che sai c'è tua mamma. Quanto forte problema è tutta sta gente che
speranze, perché a fine mese non ci può arrivare. Forza voglio, cantammo con cuore, per terra fuoco e da povertà. Forza voglio, stringiamoci insieme, per dare una speranza a questa città. Noi siamo nati qua, ti spaccio chi ha roba, chi è malamente e chi poi a mattina va a faticare. Che freddo fa dentro cuore quando mezza strada si sente sparare. A gente che fa finta niente, occhi che sta terra paura ci fa. Coppano treno che vaneggia mano, a Sammo Cagnena, sta bella città. Forza voglio, cantammo con cuore, per terra fuoco e da povertà. Forza voglio, stringiamoci insieme, per dare una speranza a questa città. Forza voglio, cantammo con cuore, teniamo passione a questa città. Forza voglio, combattiamo insieme, per dare una speranza a questa città. Noi siamo nati qua. Chi sta chi che succede attorno a noi? Chi che la politica promette e mai mantiene? Chi che allucca nel muro? Chi che canta a gente? E chi sta chi che cantammo noi per voi? Forza voglio, cantammo con cuore, teniamo passione a questa città. Forza voglio, combattiamo insieme, per dare una speranza a questa città. Noi siamo nati qua. Bentornati amici, siamo di nuovo in collegamento qui dagli studi discografici Blue Music e siamo ritornati con l'oroscopo. Allora, parliamo del cancro, dei nostri amici del cancro, che dice, per quanto riguarda il lavoro, approfittatene oggi per organizzare un piano lavorativo, quindi qualcosa che che volete che nasce sul vostro piano lavorativo, quindi organizzatela oggi, che un giorno comunque sia importante. Potete organizzare comunque qualcosa anche per il futuro, quindi ragazzi, mi raccomando, intraprendete qualcosa di particolare, e quindi io vi auguro il meglio a tutti i nostri amici del cancro. Invece, per quanto riguarda l'amore, dice che comunque sia troverete l'anima gemella che è in corrispondenza con voi, cioè avete gli stessi caratteri, cioè la pensate allo stesso modo e quant'altro. Io non penso, perché io per esempio sono Capricorno, ok, e la mia fidanzata è Leone. Come si suol dire in italiano, ci ammazziamo ogni 3 minuti più o meno, ma non nel senso brutto, ma nel senso che comunque in una coppia magari è giusto fare delle discussioni, perché l'amore è bello, se non è litigherello. Francesca mi dice vai con l'acquario, aspetta che gli metti i pesciolini. No, scherzavo, era una battuta. Acquario, eccolo. Francesca mi dici, mi ricordi chi è l'acquario? Sei tu? Allora. Acquario. Per quanto riguarda il lavoro, il bilancio di quel che avete realizzato in questi ultimi giorni può dirsi concreto e discreto soprattutto. Allora, quello che hai fatto ha bloccato alcune scelte
però nell'immediato futuro si potrebbe riaprire. Quindi in poche parole quello che ti sto dicendo è che quello che hai investito in questi ultimi giorni, settimane, è giusto che magari lo hai investito, però in futuro sarai ripagato in futuro, quindi avrai più personalità, va, in futuro. E per quanto riguarda l'amore, e lì è molto complicata, perché abbiamo Dario che non so se la pensa come me. Allora, un viaggio breve vi attende e vi consente di sintonizzarvi in modo profondo con il vostro amore. Che romanticismo! E quindi ragazzi, fate un viaggio così voi nella vostra intimità siete, come si dice, farà esplodere ancora di più il vostro amore. Consistenze si profilano anche per tutti i single in cerca di emozioni, quindi non è il tuo caso, Francesca, tu non sei single. Fate attenzione a non spingervi troppo oltre nel dichiararvi ed esporvi con persone conosciute da poco, e quello non è vero, perché io Francesco e Dario ci conosciamo da poco e già ci amiamo, ma no nel senso che ci amiamo, però ci vogliamo bene. È arrivato Simone, l'avete sentito che mi ha toppoliato Simone? È arrivato Simone e sta in... sì, sono in diretta, salvo... C'è Salvo Lu qua che ci è venuto a trovare da Milano? Torino. Sei in diretta che ti vedo? Non mi stanno vedendo in questo momento perché sto facendo l'oroscopo. L'oroscopo? Sì. E allora Francesca Vena dice tantissimo. Ora volevo leggere il mio. Adesso hanno questi costi. Il mio. Allora, scusate un attimo così diciamo. Allora, per quanto riguarda il lavoro per il Capricorno, questo lo lancio a tutti gli amici del Capricorno, al lavoro siete portati oggi a trovare il tempo per riformulare altri piani d'azione anche geniali. E il vostro generoso benefattore vi concede creatività nei progetti piccoli e grandi. Ecco, già azzeccato in una cosa, perché comunque sia abbiamo dei progetti meravigliosi per gennaio, è un grande progetto e sono sicuro che andrà molto molto bene. Io ora vi lascio con una canzone di Rachele, Chiamami, e ci vediamo tra pochissimo. Quando si chiude non mi chiamate, sto chiusa in me, sono consumate 1000 sigarette e sto occhio mi rimbette. Rima che già fa, rima che sarà, chiamava amore ma tenivo cuore per vincere e per te. Chiamami, sto aspettando, chiamami, sto cuore trema ancora, amore, si te lega rindovica accompagnatoia. Chiamami, o sai non saccio vivere, o resto sulla chiacchiere, fammi capire che pure tu ci tieni ancora. Tu mi guardavi, sognavo con me, che la creatura era casa per noi, e chiusa in una mezza valigia. Io sto nervosa e volessi viaggiare, fuori da qua, come che già fa, e non dormiente che tra sogni in foto, per perdere. Chiamami, sto aspettando, chiamami, sto cuore trema ancora, mo, se te vengo rindovica che accompagnatoia. Chiamami, o sai non saccio vivere, o resto sulla chiacchiere, fammi capire che pure tu ci tieni ancora.
bentornati amici, sono le 12:10, io tra 10 minuti stacco, il nostro oroscopo lo completiamo oggi pomeriggio con Simone, che oggi pomeriggio ci sarà qui Simone con noi, e quindi ragazzi io vi do appuntamento oggi pomeriggio alle 16 fino alle ore 18:30. Ci sarà anche oggi pomeriggio un sondaggio, vi diremo direttamente più tardi di cosa si parla, anzi lo scoprirete alle ore 14:30 sulla nostra pagina Facebook Blue Music, e ci potete, così poi potete anche collegarvi, lo scoprirete anche sul mio profilo Instagram, Simone Speaker Pernicot, quindi seguitemi e scoprirete di che sondaggio parliamo oggi pomeriggio. Potete anche scriverci da dove ci chiamate, da dove ci state scrivendo. Volevo salutare la nostra amica Teresa Nino, e vi do appuntamento oggi pomeriggio alle 16. Mi raccomando, alle 14:30 se vi collegate sul profilo Facebook della Blue Music, scoprite qual è il sondaggino di oggi pomeriggio alle ore 16. Quindi alle 14:30 collegatevi sul profilo Blue Music di Facebook, anche su Instagram, sia Blue Music Record che sia Simone Speaker Pernicot. Lo potete trovare anche sul profilo di Nino Marchi PV, e mi raccomando, così oggi già vi preparate mentalmente e sapete cosa rispondere nel nostro giochino pomeridiano. Adesso io ragazzi vi voglio lasciare con una canzone di Valerio, Oggi te sposo. Quindi ci vediamo oggi pomeriggio e buon pranzo a tutti. Ciao belli, a dopo! Senti! Senti! Quanta gente questa sera insieme a noi sta festeggiando questo nostro grande amore. Troppo tanto tempo insieme ci giurammo per un amore, per non ce la sa mai più. E una lacrima mi scende mentre stai salendo le scale per raggiungermi all'altare. Non ci sto credendo ancora, che mi si sta realizzando chi lo suono che aspettava. Oggi ti sposa e già una lacrima mi scende, sto tremando mentre tu stai trasendo con vestito bianco. Rinda una chiesa per giurare st'eterno amore carnale e sincera. Oggi ti sposa, amore mio, sto suono sta realizzando, mentre un anello al dito noi ci regalammo. Giurammo innanzi a Dio e resta sempre insieme, una cosa sola, sì, me e te. Ci guardammo lì dall'occhio, ci stringimmo forte forte, noi due cuori un solo battito. Con un vaso ci regimmo, io marito e tua moglie, finalmente si niente. Così note sta canzone, noi cantammo chi sta amore,
io ti amo amore mio. Tu sei tutta per me, tu sei quella che ha cagnato che sta vita. Amore infinito, oggi ti sposa e già una lacrima mi scende sto tremando, mentre tu stai saliendo con vestito bianco. Rinda una chiesa per giurare eterno amore, carnale e sincera. Oggi ti sposa, amore mio, sto sogno si sta realizzando, mentre un anello al dito noi ci regalammo. Giurammo innanzi a Dio che resta sempre insieme, una cosa sola, siamo io e te. È già da troppo tempo che volevo dirtelo, ti va di uscire questa sera, dai non dirmi no. Mi sento un nodo in gola, giuro non ne posso più. Voglio un vaso ruce e carnale. Alle tue amiche per favore dai non dirglielo, sono più geloso, non volessero che sai con me. Lasciami il numero che alle 21 chiamerò, pomodorino ti vengo a pigliare. Sarà perché sei bella, sei troppo bambolella, sembri proprio una donna quando fai così. Sei labbra così dolce, ma tu come mi piaci. Ho il cuore a mille allora quando tu stai con me, che tu sei più bella stella, tu voglio sulla mia. Sei cose prima ma mai mi sono capitate, sono pazzo innamorato e ti sono malato. Io ti prometto che ti sposerò in una chiesa che ti porto con me. Diventi rossa quando parli, sei un po' timida, sempre pronta a affrontare una sposa pure un me va a casa. Come già fai io non so ci potevo ti spiegare, sei solo tu la ragazza ideale. Sarà perché sei bella, sei troppo bambolella, sembri proprio una donna quando fai così. Sei labbra così dolce, ma tu come mi piaci. Ho il cuore a mille allora quando tu stai con me, che tu sei più bella stella, ti voglio sulla mia. Sei cose prima ma mai mi sono capitate, sono pazzo innamorato e ti sono malato. Io ti prometto che ti sposerò in una chiesa che ti porto con me. Cose prima ma mai mi sono capitate, sono pazzo innamorato e ti sono malato. Io ti prometto che ti sposerò in una chiesa che ti porto con me.
stai male, che sei infondato pure questa sera, perché stai solo. Si è fatto tardi e tu non dormi ancora, una bugia mo te la raccontate, rincello cuore che decidi tu che non puoi più stare male. No, non lo fa. Non lo chiamaste ancora insieme a quello, ma che pensa a fare? Tu ricordi solamente notte, dopo soltanto quando tu ti spogli, bene mezz'ora puoi sporcare solette e non aspetta manca che ti veste. Fa ancora finta di niente e dice che va bene, quando può capire che ne la sa per sempre. I sogni insieme scendono e tu stai sempre a casa, non può far stare vita, no, non fa per te. Ti usa e poi ti getta, non tieni rispetto, chi ne non mi cava, non tieni dignità, ma lascialo permettere. Fa ancora finta di niente e parla lo sposare, se leggi di dall'occhio che ci può pensare, non può fare male vita, si ti fa sta male, fai del mio colore, tu devi ascoltare, butto ogni suo ricordo e poi quando si torna, con un cielo che non si più innamorato, che pure non ti c'è. Penso c'è con me, che pozza ma sto a ricordare per me per sempre, non può continuare. In da parecchio mette sentimenti, stasera a casa non ti ha fatto trovare, con un messaggio di parole scriva fine chi sta amore. Fa ancora finta di niente e dice che va bene, ma non può capire che ne la sa per sempre. I sogni se ne scendono e tu stai sempre a casa, non può far sta vita, no, non fa per te. Ti usa e poi ti getta, non tieni rispetto, che ne non mi cava niente dopo te mamma, lascialo perdere. Fai ancora finta di niente e parla lo sposare, se legge di dall'occhio che ci può pensare, non può fare male vita, chi ti fa sta male. Fai del mio colore, tu devi ascoltare, butto ogni suo ricordo e poi quando si torna, tu l'incielo che va non sei più innamorata, che pure non ti c'è. Butto ogni suo ricordo e poi quando si torna, tu l'incielo che va non sei più innamorata, che pure non ti